Ritorna in onda Casa Stipanci. E quei vis-à-vis? Ma i muri qua, vis-à-vis, questi... Sì, Ciano, i muri che sta qua, vis-à-vis. Ah, ma è per quello allora. Si chiama vis-à-vis. Oh là. Ah, Ciano, Dimmi. tutto bene? Come c'è? Eccolo. No, Brian, mi domandava a me. Sì. Ma sì, buono. Adesso che mi ho sentato, sicuro meglio. Ma cosa, eri stanco? Ma no, niente di tale. È solo un bicchio di fiacca, così. Ah, fiacchite cronica e poltronita acuta. Sì. Solito tuo, poi. Cosa gli vuoi fare? Ah, niente, io. Così sei e così ti tegno. Ah, beh. Io intanto ho impicciato il forno, che volevo giusto fare una pinchia. Ma una... Ah sì, Ciano, una pinchia che tanto ti piace. Una pinchia, allora. Sì, e qua il nostro Brian come c'è? Ben per lui, è qua coi nonni. Cogli i nonni, Ciano, cogli i nonni. Sì, cogli i nonni. Ecco, bravo. Tanto lui è là sul suo computer. Ah sì, a proposito, Ok, cosa? mi ha domandato Marino se possiamo tenerlo anche di mattina. Sì? Ma scusa, non va a scuola? Sì, ma no, cioè da domani sarà in DAD. Ma come? Cioè, gioca a dadi? Come sta roba? No, cioè, vuole dire che fa scuola, ma di casa, col suo computer là. Ma allora è come che è là adesso? Sì, ma no, farà anche la lezione, tutto. Con i professori, maestri e con tutti i suoi compagni, ognuno di casa sua con il computer. Ma come? Tutti a casa col quello là, il computer e neanche non si vedono. Ma sì, sono tutti attaccati là con l'internet. Sì. Ma scusa, Dimmi. se fanno scuola di casa non possono neanche fare l'IPE? E dall'altra parte... Ciao, ma Gian Giulio, Dimmi Loredana. come sei ragazzo? Te che una cavallata fuori a modo? So... Ancora poco te me pare un cantante di un gruppo meta. No, ma in effetti è vero, che avessi dettagliarmi. Ma sì, cioè, te potresti dare del Brivez, no? Eh, E che ha anche aperto uno qua vicino. ah sì? Ti dico? Lo sapevo. Te credo, non ti va mai fuori di casa? Come te fa che aver visto? Ma sei bravo? Non so, ma è sicuro che avete l'Italia. Ma rispetto alle vigenti normative anti-Covid? Boh, non so, ma sì, cioè, credo che caverà. Perché sei importante, devi essere tutto sanificato, gli strumenti del lavoro, le forbici, i pettini. Sì, boh, sarà. E che da indossare mascherina, visiera, guanti. Sì, poveri cristi, a tutti che tocca. Ma sei giusto. Giusto. Sì, per la loro e per la mia sicurezza. Sì, boh, ma anche loro che avessi il diritto di respirare. Ma non so se è il caso di affrontare un rischio del genere. Un rischio? Sì. Che rischio? Di andare dai Brivez? Sì, se meglio che non vado. Boh, ma ascolta, se te vuoi, te posso tagliarmi? Ma ti? Sì, guarda che mi demolita, lavoravo in un salone. Sì? Sì, boh, in black, ma in un salone. E quindi te sono in grado di tagliare? Ma sì, boh, faccio con la testa, de bubes un poco, ma comunque te faccio con la macchinetta, tic tac e via. Mi fido, ma comunque mi mettendo indosso la mascherina, Le 14 mascherette che te Se tre. ma se migo di tagliarti dritto le lecce, come fai? Te caverà di far comunque. Sì, boh, ma la da dritto te le sai capelli lunghi, Anzi, no, aspetta, come non detto. Come? Adesso mi sei venuto in mente, siamo nei giorni
della merla. Sì, non sei giorni bellissimi, però cosa c'entra? Non te sa, sei i giorni più freddi dell'anno. Ma neanche tanto. Ma ed ora? Non sei il periodo più indicato. Metti che c'appa un colpo di freddo, un giro d'aria. Ma coi cavelli curti mi ammalo sicuro. Oddio, ma che avevamo barette. era Casa Stipanci. E quei vis-à-vis? Che praticamente se quei Gian, come si chiama? Con tutte quelle mascherine indosso. Sì, ma non è solo lui, c'è anche la Loredana, no?